e grazie dell'invito e di questa occasione per parlare, diciamo, inizio io con qualche slide introducendo l'argomento e poi insomma iniziamo un dialogo anche con Fabio un po' per approfondire alcuni temi. E appunto le collezioni digitali ci parlano del futuro. Io vi porto oggi anche parte delle mie riflessioni. Io nasco come storica della scienza, quindi come una persona che non viene in realtà dal mondo delle scienze ma delle humanities, sono laureata in filosofia, però con un taglio di attenzione al patrimonio museale, scientifico e in particolare naturalistico, quindi per inquadrarvi diciamo che in realtà io vengo da un'attenzione per il passato, questi oggetti nei musei per studiare la storia delle scienze naturali, la storia delle istituzioni museali e ho iniziato così il mio percorso e che però mi sono trovata nella mia carriera da una parte a immaginare un museo che è il Museo Botanico all'Orto Botanico di Padova nuovo, facendo parlare questi oggetti museali, questi erbari o modelli di funghi otto-novecenteschi e dall'altra ho seguito questo progetto di digitalizzazione che mi ha fatto toccare con mano queste domande che partono dalle collezioni naturalistiche che sono appunto conservate in varie istituzioni, sono gli erbari, sono le collezioni ornitologiche oppure di insetti o zoologiche o malacologiche, quindi sono una grande varietà di collezioni che ci vengono, e qui sottolineerò come attraverso questi oggetti il passato e il futuro, le scienze umane e le scienze naturali possano dialogare. Questo è un po' quello che voglio sottolineare in questo intervento e quello anche che pensavo prima, ma poi ho imparato, ho sviluppato ulteriormente da questa grossa esperienza di cui poi vi dirò sul finire qualcosa di più in NBFC. Quindi sono oggetti che vengono dal passato, in particolare connotati storicamente da un certo sistema di conoscenze che grosso modo va dalla metà del Settecento fino alla metà del Novecento, legato per esempio alla storia coloniale, quindi alle esplorazioni che hanno consentito, diciamo così, la presa proprio di questi pezzi di natura diventati poi oggetti nei musei naturalistici di Europa, Stati Uniti e poi ovviamente tutto il mondo. E perché sottolineo questo? Perché sono quindi oggetti scientifici di scienza che oggi noi utilizziamo per studiare la biodiversità, per studiare la biogeografia, la genetica, la tassonomia, la sistematica, ma che sono oggetti anche intrinsecamente storici che portano delle informazioni, non solo diciamo così genetiche o tassonomiche sistematiche, ma anche storiche, di un modo di raccogliere, di rapportarsi alla natura, di collezionarla e di classificarla. E questo emerge, ho messo un po' in evidenza l'etichetta, no? L'etichetta, cioè l'informazione che accompagna questi reperti, e questo è molto importante anche per capire la digitalizzazione, perché non è solo importante l'oggetto fisico o digitale che noi possiamo ottenere, ma sono le informazioni che questi oggetti portano con loro, anche informazioni attribuite, per esempio il luogo di raccolta, ovviamente il nome scientifico, ma il nome scientifico in realtà lo si può fare anche a posteriori, ma il luogo di raccolta, la data di raccolta, oggi si georeferenziano i campioni per dirvi, no, quanto sia importante quel dato lì, quindi è dalle collezioni noi abbiamo un archivio che dal passato, un record storico sostanzialmente, che ci permette di capire il nostro presente, se è cambiato qualcosa, ma anche proiettarci poi nel futuro. Però appunto queste collezioni, ed è qui anche l'importanza della digitalizzazione, si accompagnano, come dire, a un'estrazione di questi metadati, di questa enciclopedia di informazioni che il campione porta con sé. E questa pratica è una pratica che si standardizza nel tempo, non è che quando Aldrovandi nel Cinquecento inizia a fare il suo erbario segue questa pratica.
per esempio, ordina semplicemente in ordine alfabetico, chiamando le specie in qualche modo e classificandole per lettera. Quindi poi dopo è una pratica che si afferma, per questo dico le collezioni storiche che portano, diciamo, che hanno questi metadati, queste informazioni, sono grosso modo dalla fine del Settecento e poi il grosso Ottocento, ovviamente il Novecento, quindi frutto di una pratica storica. Quindi queste collezioni dove sono? Sono per la maggior parte frutto appunto di viaggi, di esplorazione, le grandi circumnavigazioni del globo, le reti coloniali. I grandi musei di storia naturale che a partire dalla seconda metà dell'Ottocento si dotano di edifici pensati ad hoc per ospitare queste collezioni, che vengono catalogate secondo delle pratiche che vengono appunto standardizzate, con quei metadati che sono appunto i metadati che noi troviamo nell'etichetta, diciamo così, e che sono appunto, oltre a quelli che dicevo prima, la data e il luogo, il nome scientifico, ma anche chi ha raccolto, il nome di chi ha raccolto sul campo e poi di chi ha determinato. Questo è tutto un set di informazioni che ovviamente è fondamentale non solo in un catalogo fisico, ma poi in un catalogo digitale, per parlare appunto di questi grandi database della biodiversità che partono, una delle fonti sono proprio queste fonti storiche, raccolte però in quel sistema diciamo di pensiero e di conoscenza che è quello appunto pressoché dalla fine del Settecento, metà del Novecento, caratterizzato socialmente, politicamente, economicamente in un certo modo. Oggi quindi queste collezioni sono al centro di vari studi interdisciplinari e multidisciplinari, proprio per queste ragioni che vi dicevo, ovvero il fatto che abbiano, per esempio in questi metadati delle etichette, magari spuntano a volte i nomi delle donne che sono assenti dal punto di vista istituzionalizzato dalle istituzioni come musei, orti botanici, insomma le istituzioni che conservano le collezioni di biodiversità del passato fino insomma anni 20, 30, metà del Novecento, quindi in questo senso il lavoro che si sta facendo adesso su collezioni come erbari o collezioni di storia naturale in generale che vi ho mostrato prima, vanno anche a fare dei lavori per esempio sulla eredità coloniale di queste collezioni, e questi lavori li puoi fare se tu hai le informazioni connesse al campione oltre che al campione, e li puoi fare se hai, ancora meglio, se hai dei database in cui queste informazioni sono disponibili virtualmente, diciamo, e se hai anche il campione disponibile digitalizzato, acquisito, quindi riprodotto digitalmente. Ma poi invece ci sono nelle più importanti riviste scientifiche, Trends in Ecology and Evolution, ma periodicamente anche su Nature, su Science, escono articoli, per esempio l'erbario del futuro. Cos'è l'erbario del futuro? È una sorta di meta-erbario dove tutte queste informazioni da Padova, da Roma, da New York, da Londra, da Amsterdam, diciamo, collimano e vengono messe in dialogo, e quindi diciamo non è più un erbario fisico ma è un erbario virtuale, un meta-erbario che si nutre non tanto magari poi delle immagini ad alta definizione di questi erbari, ma delle informazioni che questi erbari, diciamo, portano, o collezioni naturalistiche portano con sé. Quindi la digitalizzazione in questo senso ha accelerato una tendenza che già c'era. Come accelerato? Non è che quando noi digitalizziamo siamo dei fanatici che vogliamo accumulare, no? JPEG, TIFF. La sfida è proprio quella di non lasciarlo nel nostro hard disk o nel nostro computer, come invece purtroppo la prima digitalizzazione ha visto questa fase, no? Una grande, una decina, 15 anni fa, di corsa alla riproduzione per immagini così, ma che o di Excel, che però spesso rimanevano nel computer del conservatore o del ricercatore. Quindi adesso la sfida è questi dati informatici, questi metadati, queste immagini, il metaerbario, il metamuseo di storia naturale, cioè farli convergere in repository, in punti di densità di informazioni, dove il ricercatore, lo scienziato, la scienziata può per esempio capire come è cambiato il periodo di fioritura di una pianta, per esempio.
se l'etichetta ci riporta, no, con le collezioni fenologiche, oppure se è cambiata la distribuzione geografica di questa pianta, se si è estinta localmente o un pesce, un animale qualsiasi, insomma, mi focalizzo sulle piante perché mi sono abituata in questi ultimi anni a lavorare soprattutto sugli erbari. E quindi vedete dai titoli di questi articoli c'è scienza, ma ci sono anche le humanities che si parlano attraverso questi dati e queste digitalizzazioni e questi oggetti, con poi delle ricadute tra l'altro non solo sulla ricerca di base, ma anche sulla disseminazione di queste informazioni. Se voi andate su qualsiasi sito di museo di storia naturale, non so, quello di Oxford, quello di Londra o quello di New York, voi troverete un accesso alle banche dati per i ricercatori, quindi al dato, al nome scientifico, ai dati che vengono proprio dalle etichette, spesso anche dalle immagini, ma troverete anche per esempio degli highlights, cioè delle storie che vengono sviluppate a partire, non so, dal tipo oppure da una storia legata a un momento in cui è stato raccolto, un personaggio che rende importante quell'esemplare che è nel museo e che viene valorizzato non solo magari con una mostra fisica, ma anche con mostre virtuali. Quindi quello che anche la digitalizzazione in qualche modo ci parla del futuro, non solo sulla ricerca di base, ma anche sul modo con cui noi possiamo disseminare, possiamo divulgare queste informazioni, ok? Quindi è una sfida anche dei confini disciplinari e anche delle modalità di relazione tra mansioni, tra scopi che fino a questo momento erano magari più separati e che invece adesso dialogano. E vedete qui altri articoli anche di gruppi italiani che hanno pubblicato la necessità di avere una collezione nazionale virtuale, quindi sapete che noi in Italia non abbiamo un museo nazionale di storia naturale, quindi abbiamo tanti musei civici, abbiamo tutti i musei universitari, qualche museo regionale e diciamo che la fatica è sempre stato coordinare queste realtà e chiaramente appena diciamo la rete, per esempio internet, appena i modelli catalografici negli anni 90 del secolo scorso si sono appunto affacciati, c'è stata questa speranza, no, di coordinarsi, di avere un metamuseo di storia naturale, botanico, specialistico, così, che utilizzasse la rete, ma appunto non è così semplice, non è solo tecnologia, perché è proprio una questione di relazione tra dati e di coordinamento tra azioni che si possono fare. Però vedete che qui appunto anche vari forum che vengono pubblicati su Science, su Nature, su altre riviste e Global Approach for Natural History Museum Collection. È chiaro che qui diciamo gli studi in lingua inglese, il mondo anglosassone o statunitense sta guidando già da anni con i grandi musei, ma anche Parigi per esempio, Londra, Parigi, Washington con la Smithsonian, l'American Natural History Museum, stanno guidando questo sogno di mettere insieme le collezioni, anche in alcuni casi con un sogno di equità, giustizia sociale, come a dire nell'emisfero nord abbiamo tutte le collezioni dell'emisfero sud perché si sono formate per la maggior parte in quel determinato periodo storico e in qualche modo diciamo, renderle disponibili in altri modi è un discorso di accessibilità. Quindi quando parliamo di digitalizzazione delle collezioni naturalistiche parliamo di tante cose, parliamo anche di nuovi sviluppi di ricerca come le Natural History Humanities a Cambridge o le Plant Humanities IQ Gardens e a Dumbarton Oaks a Washington, cioè modelli che tentano a partire da queste collezioni naturalistiche di combinare le scienze umane con l'approccio delle scienze umane, ma anche le grandi domande della biodiversità, di comprendere cosa sta succedendo oggi e cosa succederà nella biodiversità guardando a queste fonti del passato, che sono tra le poche che abbiamo insieme a degli articoli dei naturalisti, cioè noi raccogliamo informazioni sistematicamente nelle scienze naturali e della vita da molto poco e quindi è difficile sapere quali specie, per dire, di squali c'erano in Adriatico
Adriatico, se non andare a queste fonti che sono qualitative, non quantitative, magari del Settecento, dell'Ottocento, a volte non testimonianze scientifiche, ma di racconto, e quindi si cerca di integrare queste diverse fonti che sono appunto un incontro tra queste informazioni. Quindi quello che si sta creando anche grazie alla digitalizzazione, quando dico quindi digitalizzazione non è solo la riproduzione fotografica del campione, 3D ovviamente se hai un oggetto a 3 dimensioni come paleontologico o zoologico, invece magari più semplice gli erbari, ma è proprio anche l'informazione, il metadato che questa collezione porta con sé, in questo reticolo di metadati che adesso noi abbiamo a disposizione e che molti chiedono di essere diciamo open source, interoperabili, dialogabili fra loro, fra vari sistemi informatici sempre di più, e aperti anche per esempio con Wikidata a degli arricchimenti da parte delle persone di informazioni diverse che si ancorano a questo oggetto. Poi in queste grandi banche dati, se noi siamo interessati appunto a fare una ricerca su una specie particolare, quindi una ricerca di sistematica, lo possiamo fare, ma questo per farvi capire come la digitalizzazione abbia accelerato tutta una serie di questioni sulla scienza aperta che si svincolano poi dall'immagine, dalla riproduzione diciamo fotografica della collezione stessa. E già negli anni '80 dei sociologi della scienza, lavorando sulle collezioni di Berkeley di zoologia, avevano introdotto questo concetto di oggetto frontiera, cioè un oggetto che mette in comunicazione diverse comunità, diverse pratiche di conoscenza. Il botanico, l'antropologo, lo storico, il tassidermista e così via. E gli erbari e le collezioni naturalistiche in generale sono proprio questo, per la modalità in cui sono state create, in cui sono state conservate, e anche adesso gli scenari che aprono. Vi faccio solo un esempio, noi a Padova al Museo Botanico abbiamo le collezioni di questa donna Silvia Zenari, una botanica, e qui possiamo, lei ha fatto anche un viaggio negli anni *30 in Libia, e capite le varie possibilità che noi qui abbiamo di fare, perché poi lei ha raccolto, chi ha determinato è Renato Pampanini, vedete anche qui i ruoli, no, sociali della scienza, lei era lì in Tripolitania, ovviamente territorio, no? Connesso a questo progetto coloniale italiano, si pubblica un testo sulla flora della Tripolitania. Noi potremmo adesso utilizzare queste collezioni, questo articolo, se volessimo fare uno studio biogeografico, per esempio, su quelle aree. Ecco che abbiamo un record storico, no? Abbiamo le collezioni, abbiamo l'articolo che è stato pubblicato, e possiamo fare questo tipo di lavoro. Possiamo però anche fare sul ruolo delle donne nella pratica naturalistica, il fatto che appunto siano raccoglitrici, ma a determinare sia un docente universitario che lavora nelle università. E potremmo fare anche un discorso sulla storia della scienza coloniale. Capite che quando noi mettiamo in condivisione questi dati, e la domanda in cui questi mondi e diciamo i formati catalografici si interrogano è: quali dati inseriamo, quali dati condividiamo, il nome della specie, solo quello magari legato alla scienza, o in questi oggetti dobbiamo tenere, ampliare e immettere per esempio dei particolari che scientificamente toglieremmo, no? Queste sono delle grandi domande che attanagliano la digitalizzazione, quando appunto tu metti poi attraverso la digitalizzazione e la metadatazione questi dati in dialogo con altri dati che vengono da tutto il mondo. E questo sarebbe l'obiettivo, appunto, non chiuderli nel cassetto del conservatore o nel computer con l'Excel del conservatore per non accedermi mai. E quindi qui vedete, vi faccio due esempi anche delle ricadute, diciamo,
che questi due modelli, questa complessità di questi oggetti che esplodono con la digitalizzazione e la metadatazione anche nelle pratiche catalografiche. Questa è una scheda dell'ICCD, l'Istituto Centrale del Catalogo, in Italia siamo quindi, che guarda a questi erbari per esempio come a beni culturali. I beni scientifici sono beni culturali legislativamente parlando in Italia dal 2004 col codice Urbani. Prima si muovevano in una galassia diciamo difficile da definire, e quindi ci sono delle schede di catalogazione, e questo è l'approccio beni culturali. È l'approccio, si parte dove è conservato l'erbario? A Padova, e poi c'è tutta, è chiaro che c'è anche il dato scientifico, ma questo è difficile da usare come dato di biodiversità per i naturalisti, per gli scienziati, no? È un'impostazione catalografica più da bene culturale. In più sulla scheda, sul foglio d'erbario ci trovate le lettere, ci trovate altre informazioni, il vetrino, la fotografia, la lettera con cui il campione è arrivato e dice ciao come stai, allora me lo fai questa catalogazione. Quindi capite che è un oggetto molto composito, appunto un oggetto frontiera, e qui vedete le possibilità. Allora poi riversiamo queste immagini con i metadati, l'approccio GBIF, questo repository internazionale della Biodiversity Information Facility, dove tutti vogliono versare questi dati di biodiversità, dove per esempio ho questa pianta che è conservata a Vienna ma è stata raccolta a San Marino, e allora siccome mi interessa la biodiversità lo faccio vedere a San Marino, perché è il dato di biodiversità. Poi nella scheda metto che è conservato a Vienna. Dall'altra parte avete invece un esempio del catalogo che è in fase di rinnovo, ma dell'ICCD in Italia, dei beni culturali, dove invece parti dal luogo di conservazione, dall'oggetto appunto con un'ottica più da bene culturale. E quindi si stanno comunque, diciamo, proliferando queste iniziative di digitalizzazione e di immissione dei dati. Qui vedete degli esempi, appunto la Smithsonian, oppure nella rete europea DISCO, l'infrastruttura, le Scientific Collection UK, quindi si cerca di mettere insieme in maniera interoperabile, in maniera secondo i principi FAIR, e abbiamo quindi queste idea legata alla digitalizzazione che sembra una cosa semplice, ma tecnologicamente noi lo possiamo fare, ma che concettualmente è molto 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 difficile, perché vuol dire che tu hai dei gruppi interdisciplinari e multidisciplinari che lavorano su questi oggetti e che devi reperire le informazioni che questi oggetti naturalistici portano e le devi condividere. Appunto la rete europea DISCO, questa infrastruttura che cerca di incentivare a livello europeo queste attività, lancia la Digital Extended Specimen. Che cos'è? È, a partire da un'immagine digitale, un ancoraggio con diverse informazioni. Può essere quella genetica, può essere quella sistematica, può essere quella storica, può essere quella antropologica, può essere quella fenologica, ok? E quindi con un DOI, quindi un identificativo accessibile, se hai la rete ovviamente, ma accessibile secondo appunto quelli che vengono definiti i principi FAIR, cioè che i tuoi dati devono essere trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Questa è la dimensione in cui ci troviamo oggi rispetto alla prima digitalizzazione e informatizzazione di questi cataloghi, diciamo, di queste informazioni, che è diciamo così dagli anni 90 e primi anni 2000, e siamo a questo punto della digitalizzazione di queste collezioni. Prima magari ho altre cose, ma prima magari di vado, ok, perché questo era l'introduzione generale. Poi volevo dirvi dove siamo, diciamo così, in Italia. Appunto in Italia non abbiamo un museo nazionale, abbiamo collezioni naturalistiche molto variegate, molto diciamo varie e diversamente posizionate, e diciamo da quando c'è il Regno d'Italia e poi la Repubblica, la difficoltà è sempre stato il coordinamento, è stato così fisicamente ed è stato così quando si è entrati nell'era del virtuale, nell'era del digitale.
Quindi noi, parlando solo non scientifiche in generale, quindi no strumenti, no tecnologia, ma naturalistiche, si stima, e qui Linda e, e Lorenzo Cecchi appunto hanno fatto una stima, no, che potrebbero essere un 500, ma in realtà non lo sappiamo nemmeno bene quante siano le realtà che conservano collezioni naturalistiche in Italia, pubbliche e private. Abbiamo le università, le municipalità, le scuole, le istituzioni locali, le biblioteche, le associazioni, privati, e soprattutto abbiamo vari ministeri che seguono queste collezioni, perché da quello che vi ho detto avete capito che sono oggetti scientifici ma sono anche oggetti culturali, e quindi queste realtà dovrebbero parlarsi, ovvero ministeri dell'università e ricerca, dell'ambiente, perché c'è di mezzo la biodiversità, quindi la conoscenza ambientale della nostra natura, quelli della cultura come beni culturali, ma anche dell'istruzione, perché noi queste collezioni ce le abbiamo anche nelle scuole, quindi sono i gabinetti naturalistici, istituzioni come il CNR, l'ISPRA, l'Accademia dei Lincei, o associazioni come l'AMS, l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici. Quindi in Italia, in questo vi ho fatto il contesto generale, quello che sta succedendo a livello, diciamo così, mondiale. Andiamo in Italia, questa frammentazione istituzionale, quindi anche di progetto, di progettualità, di pensare questi cataloghi, no, interoperabili con queste digitalizzazioni. Diciamo, abbiamo fatto proprio grazie a NBFC, ma anche ad altre iniziative, sempre PNRR come Itineris, un passo avanti, ma capite che diciamo è un affare molto complesso. Per venire alla cosa che conosco, diciamo che ho fatto in prima persona, appunto cosa significa digitalizzare degli erbari. Con NBFC l'abbiamo fatto, è stata una digitalizzazione sia massiva. Che cos'è la digitalizzazione massiva? Vedete dei rulli in cui i fogli d'erbario vengono messi con un processo industriale, cioè propriamente industriale, che non si ferma mai, con delle squadre che si alternano. Questa digitalizzazione è stata fatta nei locali dell'Erbario Centrale Italiano dell'Università di Firenze, coordinata da Padova, quindi è stato questo tentativo di lavorare insieme. Doveva essere inizialmente solo l'Erbario Centrale Italiano ad essere digitalizzato, ma iniziando proprio a digitalizzare, che significa in qualche modo aprire, no? Digitalizzazione dei costi fortissimi di risorse umane, di mantenimento poi delle immagini, cioè possiamo discutere poi di tutti questi problemi legati a questo, però di sicuro ha il merito di aprire queste collezioni, anche capire cosa c'è in questi armadi, in questi faldoni, nel caso degli erbari. E ci siamo accorti che l'Erbario Centrale Italiano era, invece che 4.200.000 esemplari come pensavamo, era la metà. E quindi abbiamo tirato dentro una rete di erbari, Padova, Roma, Torino, vedete l'elenco, con anche le rispettive specimen, insomma, digitalizzate, per un totale di circa appunto 4.290.000, insomma sono sempre cifre poi che però grosso modo quello che comprende anche Trento, Siena, Pesaro, Trieste, Pisa, Roma, Padova, e poi l'erbario tropicale che sta a Firenze, anche quello dei laboratori di agronomia. Quindi abbiamo messo insieme un'operazione che è costata 7 milioni, quindi imponente, e questo è un tipo di digitalizzazione massiva. Quindi per dirvi, per portare, fin quando i reperti erano in loco, erano già lì, e quindi c'è questo sistema, li metti sul rullo, gli metti un QR code, fai la foto, e poi dove vanno queste immagini? Vanno su un server dove la metadatazione, ovvero la trascrizione dei cartellini, veniva fatta da un'azienda in Suriname, che era una sottoazienda dell'azienda multinazionale che ha vinto questo bando europeo di gara, Picture, e che trascriveva, dava una prima trascrizione di queste informazioni che, diciamo, adesso stiamo pulendo, raffinando, ma ha dato una prima trascrizione, diciamo, no? Quindi vedete che complessi anche globali, quindi questo è un fenomeno
diciamo, è un processo industriale che puoi fare, diciamo, una volta ogni tanto, non è che puoi sempre mettere in piedi queste cose, ma quando abbiamo scoperto che dovevamo integrare, per esempio nel trasporto, prima di essere portati sul nastro e di iniziare questo processo di acquisizione, andavano messi in un freezer per essere disinfestati, quindi tutta una logistica che non vi sto a dire, ma che era necessaria per arrivare a quel risultato, no? E in qualche modo a immettere l'Italia in questo sistema di relazioni che vi ho spiegato. Ma la digitalizzazione può essere anche più tranquilla, cioè sei a una postazione, hai o uno scanner, una macchina fotografica e fai una cosa più di fino, non attacchi il QR code sul campione, metti una velina, apri le bustine, quindi ci sono diverse tipologie di digitalizzazione che appunto possono essere fatte e che hanno delle ricadute poi anche nel raccontare delle storie legate a questi campioni. L'ultima cosa che dico è che abbiamo fatto anche una metadatazione, un censimento delle collezioni, perché la digitalizzazione ti consente di andare a livello diciamo, di oggetto singolo, no? Il singolo foglio d'erbario, ma sapere dove è la collezione Forti di alghe, e non è semplice saperla questa cosa, quella è una metadatazione della collezione dove anche lì c'è un database internazionale che si chiama Global Registry of Scientific Collection, che si appoggia a questo GBIF, questa rete internazionale, dove tu dici, non so, quante collezioni di entomologia ci sono in Italia, in qualche modo arrivi a quell'informazione che se no è nel cassetto o nel computer del tuo conservatore conservatrice, no? Arrivare a questa informazione è appunto una cosa importante se stai facendo delle ricerche in cui hai bisogno, che ne so, della collezione di malacologia dell'Ottocento. Bene, cioè, sai tante cose ma non sai tutto dove sono queste collezioni. E quindi una delle attività che abbiamo fatto, anche innestandoci su un'attività precedente dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, si chiamava Colmap, è stata censire appunto con dei dati basic le collezioni, dove sono, quante sono, cosa contengono, chi è diciamo, chi è il nome del naturalista a cui si lega, proprio per questa complessità. E con NBFC abbiamo raggiunto 157 istituzioni sui dati di biodiversità. NBFC faceva quindi no mineralogia, era paleontologia e poi tutto, diciamo, biodiversità, zoologia, la botanica e così via, per un totale di 34 milioni e passa di esemplari. E questo non è tutte le collezioni che noi abbiamo, no? Quindi è un lavoro che non finisce mai, è un lavoro sì di digitalizzazione, ma quando dico digitalizzazione dico tutte queste cose che spero di avervi diciamo indicato. Quindi adesso ci troviamo che proprio grazie anche a queste varie iniziative, il PNRR ha aiutato molto, l'Italia ha aderito in GBIF, c'è quantomeno un nodo che forse, speriamo, ce lo auspichiamo tutti, possa coordinare dal punto di vista della biodiversità, di chi studia la biodiversità in tutte le salse, dalla biogeografia alla sistematica, eccetera, per entrare sistematicamente con i nostri dati in questo portale internazionale che è GBIF. Ovviamente si poteva già fare a livello di singola istituzione, di singolo ricercatore, ma qui avete capito che è un problema di coordinamento, di immettere più dati come sistema, no? Con una progettualità, ma sicuramente anche con il catalogo generale dei beni culturali e continuando diverse azioni con Disco, la rete europea e con altre realtà. Quindi adesso noi come Italia ci troviamo in questa fase molto delicata, molto importante di elaborazione di dati e costruire un sistema per metterci in dialogo con queste diverse realtà naturalistiche, culturali, con tutti questi temi che vi ho illustrato, di questi oggetti frontiera che sono le collezioni naturalistiche, in quest'ottica FAIR di questi principi. E l'ultima cosa che dico, a livello europeo si sta adesso molto dibattendo se tenere tutti questi dati open oppure solo alcuni. Perché dico questo? Perché grandi aziende poi vanno in questi grandi repository dove magari stanno facendo lo studio su una pianta che serve per curare una determinata malattia, è un database, e diciamo utilizzano queste cose. Allora
proprio gli ultimissimi dibattiti sono open tutto, open in parte, quindi diciamo, vedete che sono tematiche che riguardano tante cose trasversali e che pongono sempre nuovi quesiti, nuove questioni proprio non solo alle scienze in generale, e comunque alla nostra società. Ecco, quindi mi taccio così, insomma, lascio la parola a No, ti Fabio. farò parlare ancora, Elena, non preoccuparti. Grazie intanto. Io sono molto felice di fare questo intervento con te oggi per almeno tre motivi. Beh, uno perché trovo l'argomento molto interessante, anche solo vedere le foto che ci ha fatto vedere Elena per me sono molto belle, ma poi anche perché sono estremamente convinto che la scienza sia solo una branca del sapere e non una cosa a parte rispetto a tutte gli altri modi in cui conosciamo il mondo, incluse anche le humanities. E poi perché l'altro giorno sentivo la rassegna stampa e dicevano che non si sa che fine hanno fatto i soldi del PNRR, pare che la rendicontazione del PNRR sia molto indietro ancora, però questo progetto, come tu ci raccontavi, è stato fatto con i soldi del PNRR, quindi tutti i presenti almeno possono dire che quei 7 milioni sono stati spesi per fare qualcosa di interessante. Ma volevo chiederti, abbiamo parlato di NBFC, cioè il National Biodiversity Feature Center. Aiutaci a capire come questi dati ci possono parlare del futuro della biodiversità. Noi stiamo guardando qualcosa che viene dal passato, a volte anche da qualche centinaia d'anni. Come ci parla questo del futuro? O come può aiutarci a vedere una strada nel futuro? E come accennavo proprio col fatto che questi dati sono dei record storici che ti consentono di fare, diciamo, di ricostruire dei trend di sviluppo. Per esempio ci sono stati studi sull'uso degli insetticidi proprio attraverso, no, come cambiavano le uova di alcuni uccelli più piccole, più grandi. Quindi sono proprio dei documenti i pochi che hai sul passato per capire tendenze anche per il futuro, quindi capire come sono cambiate alcune zone montane o di laguna, cosa è scomparso, cosa è arrivato, cosa non c'era, quindi ti consentono di fare, proprio dal punto di vista naturalistico sulla biodiversità, delle checklist e di capire quindi cosa è successo in 100, 200, a volte anche di più anni e consentono di fare questo, ed è questa secondo me la ricchezza, anche la sfida che dà ai modelli con cui noi consideriamo le varie scienze, in maniera interdisciplinare e multidisciplinare, perché la biodiversità non è un dato asettico, cioè l'animale, la pianta sta in un contesto ambientale, paesaggistico, naturale, dove ci sono anche gli umani che usano, che guardano a questi elementi naturali e quindi tu quando vai a vedere, ti aiutano a vedere la biodiversità come un qualcosa di più complesso, che secondo me è molto importante da far capire quando si parla di perdita di biodiversità e far capire che non è che solo perdi un'ape che c'era e vabbè, insomma, no, perdi un sistema di conoscenze, di relazioni trofiche, organiche, ma anche antropologiche, anche umane, anche di usi, anche di saperi e quindi è questo secondo me che queste collezioni guardate dal lato giusto ti possono aprire, non solo che tu capisci il dato scientifico e puoi vedere e fare delle proiezioni e guardare cosa è successo, ma puoi anche capire la biodiversità come un oggetto complesso, qual è, e che quindi per essere affrontata richiede una complessità di approccio che altrimenti anche nella sensibilizzazione secondo me delle persone che altrimenti perdi. Questa è la mia opinione, insomma. No, assolutamente, sono d'accordo. Poi c'è l'altro aspetto che secondo me, che questo che tu hai detto appena adesso riguarda, diciamo, il campione che tu riesci a recuperare con questo lavoro qua. Ma poi, come dicevi prima, c'è l'altro aspetto del metadato, cioè l'informazione accessoria a quello che è il campione, che quello, secondo me, apre una prospettiva ancora più ampia di capire, da un lato, come si è strutturato il modo in cui studiamo la scienza e la storia, ma anche eh,
vedere chi effettivamente ha fatto le scoperte, giusto perché tu prima parlavi di cioè che diciamo, il reperto è stato attribuito a un determinato professore, ma che in realtà la persona che annotava la specie era una donna. Perché la scienza è un'impresa globale, non è e anche questo ti aiuta a far vedere, e sono tutti i vari passaggi sul campo, magari può essere un nativo, non lo so, una persona che è fuori dal contesto scientifico come noi lo intendiamo, per varie ragioni, diciamo, può essere istituzionale, sociale, adesso non entriamo nel merito, ma poi c'è una filiera di lavoro. Beh, lo stesso Darwin, quando raccoglie durante il viaggio sul Beagle, non è che si mette lì a fare la determinazione delle specie che vede, torna a casa e dice ok, gli uccelli a questo, quello a quell'altro, questo faccio io perché lo so fare, e quindi è un'impresa di gruppo anche far capire questo, per esempio, quindi poi a seconda anche nella divulgazione, la disseminazione che tu puoi fare sui temi della biodiversità, capisci che a partire da questi oggetti tu hai interi mondi che ti si aprono, che riesci a tenere insieme. Con la digitalizzazione lo puoi fare anche sui canali virtuali, ripeto, la digitalizzazione ha dei lati, diciamo, complessi, soprattutto sul lato della sostenibilità, dove le conserviamo tutte queste immagini, quando cambia il formato come facciamo, appunto come ci insegna la metadatazione e l'informatizzazione del dato di biodiversità che nasce negli anni 90, cioè noi parliamo di biodiversità a partire dalla fine degli anni 80 e degli anni 90, prima con Wilson hanno fatto la conferenza, hanno detto ma guarda, nei musei ci sono tutte le collezioni, sono l'archivio della biodiversità, e quindi hanno percorso questa cosa, no? Però questa nuova informatizzazione dopo la prima che adesso stiamo vivendo va proprio in questa logica di condivisione e di interoperabilità, quindi è una sfida molto grossa, e la digitalizzazione, aprendo queste collezioni, ti consente, con tutti i lati difficili che vi assicuro io ho vissuto in prima persona, cioè dove li salviamo, il server e così, e poi come li puliamo questi dati e quando li mettiamo, cioè ha delle conseguenze anche molto pratiche, così, che sono però anche concettuali grossissime. Secondo me è uno dei problemi dal punto di vista informatico, tecnologico, scientifico, interdisciplinare più importanti, adesso anche legati ovviamente all'intelligenza artificiale che si è aggiunta nella lettura delle informazioni, ma è una delle sfide secondo me, insieme a big data o altre più importanti, e partono proprio da questi oggetti che possono apparire polverosi, un po' muffosi, che stanno nei musei alla fine. Sì, perché proprio fino a prima non si potevano cioè si potevano vedere solo live, e adesso invece possiamo analizzarli direttamente, sia l'immagine che appunto il testo che c'è scritto, giusto? Sì, apre prospettive molto ampie. Prima tu ci hai parlato cioè, come possiamo pensare di vedere, cioè adesso queste qui sono principalmente cose che sono per ora fruibili ai ricercatori. Ma come si può pensare di renderle visibili anche al pubblico, diciamo, che arriva al museo e dice ok, perché al museo di solito si entra e si vede quello che viene esposto, però i musei hanno moltissimo, come ci hai anche fatto vedere tu, questi erbari. Al museo botanico peraltro avete fatto quel splendido lavoro di far vedere, cioè se voi andate al museo botanico ci sono dei tavoli in cui si aprono i cassetti e si vedono questi esemplari di erbario, però in realtà diciamo, il deposito dell'orto botanico ha milioni di fogli di carta di quel tipo. Come si può pensare di vederli e di fruirli anche al pubblico più ampio? Beh, diciamo, già da qualche anno la museologia, non solo quella naturalistica, lavora sul concetto di deposito, che in realtà è diciamo, parte integrante del progetto museale, quindi tu hai le sale per il pubblico dove metti lo 0,01% di quello che tu conservi, perché devi selezionare, devi avere delle idee, no? Le porti avanti con pochi oggetti, e poi c'è il deposito che nel corso della storia della museologia ci sono voluti diciamo
secoli per arrivare a questa idea. Ok, ci sono le sale per il pubblico e poi c'è il deposito. Adesso l'idea della museologia, mi concentro su quella naturalistica, è di dire ok, bene, c'è il pubblico, c'è lo specialista, però apriamo anche il cuore del museo, che era solo per gli specialisti, il deposito, ovviamente in una maniera che non può essere fruibile fisicamente, tutti dentro, ma è mediata, per esempio una guida mediata con lo specialista, con l'addetto. Qui al Museo di Storia Naturale di Venezia lo fanno molto bene, cioè Raffaella Trabucco, quindi al Museo Leonardo da Vinci di Milano lo fanno con gli oggetti di tecnologia anche molto bene, no? Si trova un modo diverso, più mirato, più curato, più guidato, di aprire questi spazi e quindi di dire guardate questo, perché c'è il museo, cosa fa il museo. Se andate a Londra, se non ci siete già stati, vi consiglio assolutamente il Natural History Museum, ma non solo per la parte più blockbuster, diciamo, dove entri, vedi tutti grandi cose così, ma anche per il Darwin Center che hanno fatto, dove fanno un ragionamento su che cos'è un museo di storia naturale, che cos'è un'etichetta, perché digitalizziamo, puoi vedere i laboratori e sbirciare, ci sono i ricercatori che lavorano, come si colleziona, perché come si conservano gli uccelli, per cosa significa collezionare. C'è tutta una meta riflessione su la storia del museo. In Italia lo fa molto bene anche il Museo Egizio, in un altro campo che non è quello naturalistico, ma ecco, se volete vedere un manuale di museologia contemporanea andate al Museo Egizio di Torino e lì applicano tutti anche questo discorso sulle collezioni e quindi sull'apertura del deposito. Quindi questo fisicamente. Hanno tentato per esempio al Museo di Storia Naturale di Berlino, al Naturkundemuseum, di mostrare in una sala la digitalizzazione delle collezioni entomologiche nel suo farsi. A alcuni piace tantissimo, ad altri no, ho sentito, sono questioni di approcci proprio anche di professionali, quindi non entro nel merito, però si è tentato di far vedere anche il processo della digitalizzazione, quindi un lavoro, no, della professione curatoriale, no, adesso sulle collezioni al pubblico di fianco alla sala del dinosauro, che è la super sala che non puoi perdere, no, perché vai lì principalmente per quello. E quindi c'è questo tentativo, che non ce ne sono tanti perché di solito è un dietro le quinte, ma lì a Berlino hanno tentato di metterlo in scena, altrimenti virtualmente, come dicevo, i più grandi musei di storia naturale, veramente andate a vedervi i loro siti web, tu hai un accesso diretto ai loro metadati, sei un ricercatore cerchi quello che vuoi, ma hanno poi degli approfondimenti dell'highlights, può essere le donne dalle nostre collezioni, oppure le mappe del Dorset dell'800, oppure i tipi che conserviamo nel museo, no? Diversi approfondimenti online fatti da questi nuovi curatori digitali, perché è una professione nuova ovviamente, no? Che richiede una sua, non è un comunicatore e basta, è proprio un curatore che ha anche o uno storico che ha degli expertise sul digitale, sul virtuale, e questo sta accadendo. Poi c'è tutta la parte sui social, ma anche solo da sito web di creazione di contenuti che poi si riverberano nei podcast, che poi si riverberano così, che partono comunque dal fatto che tu hai disponibile l'immagine digitalizzata. Ecco, quindi questa è un'altra forma, perché ormai i musei hanno la parte fisica, ma hanno una parte virtuale che vive di vita propria, cioè non è una esattamente come la digitalizzazione, non è una duplicazione del fisico, e avete visto con questo concetto di digital extended specimen che insomma porta agli estremi, no? Questo ancoraggio, questo oggetto, questo specimen, questo esemplare virtuale, e diciamo lavorano a partire da questi metadati. Ecco, insomma.
Certo, visto che appunto ci hai detto più volte che si trovano un sacco di storie e di spunti su in questi metadati, qual è quello più, cioè adesso è stato fatto da poco questo lavoro, però magari puoi già dirci qualcosa su quello dell'Argario Forti, che è quello che avete fatto in A casa a casa, a Padova, casa. diciamo. E, cioè, avete già trovato qualcosa di interessante cioè la cosa più bella o nuova che avete scoperto? Allora, è un lavoro in fieri, quindi abbiamo fatto tutta la digitalizzazione, manca la parte di metadatazione perché non essendo andato a Firenze la metadatazione non era compresa nel pacchetto, quindi adesso iniziamo proprio lunedì con una persona che ci aiuterà a affrontare il tema della metadatazione. Quello che stiamo facendo adesso, per esempio, è che abbiamo scoperto altri pezzi dell'algario sparsi in vari armadi e che stiamo ricomponendo e che gettano anche luce su come queste collezioni si sono formate, come funzionavano, si spedivano campioni, siamo negli anni 30 del Novecento, si spedivano campioni per determinare, tornavano indietro, c'è l'appunto e stiamo anche lavorando con tirocinanti, con studenti che stanno facendo la tesi, quindi di cose nuove, a parte trovare per esempio tantissime donne algologhe che mandano campioni di alghe, questi aspetti più storici, la parte più di sistematica, diciamo, anche di valutazione biogeografica, ambientale, diciamo così, avverrà necessariamente in un secondo momento quando avremo i metadati e quindi avremo anche bisogno di specialisti, diciamo, di alghe o di determinate aree, perché ci sono alghe da tutto il mondo, dalla laguna, ma anche dal Pacifico, dall'Atlantico, dal Mediterraneo, quindi ecco, bisogna avere vari specialisti, sicuramente troveremo cose, insomma, ecco, quindi però per il momento questo lungo lavoro di preparazione, le cose più interessanti sono più a livello storico, Mhm. appunto, su chi forniva gli esemplari, come funzionava. Ok, grazie. Allora, io avrei anche altre domande, ma prima, cioè, lascerei spazio al pubblico, Sì, se ci sono delle curiosità o delle perché domande. se no parliamo solo noi due. Sì, funziona. Io ho una serie di domande. La prima volevo un attimo capire quello che è il prossimo progetto grande in Fieri, ecco, così curiosità. Poi il passaggio dal digitalizzare qualcosa che ha sostanzialmente due dimensioni di interesse come un erbario a tre dimensioni di interesse come può essere appunto, penso, un campione paleontologico. Quanto è difficile? Io sto pensando alla mia esperienza personale al Muse per digitalizzare 200 campioni, che magari un singolo costituiva un sacchettino da qualche centinaio di fossili, c'è solo a fare delle fotografie mettendo in posizione anatomica corretta, è stata diciamo una cosa non spassosa, e, per non usare francesismi dato il luogo. Ecco. E la terza cosa, dal punto di vista, e dico una cosa che mi fa molta tristezza, ma economico, Mhm. questa cosa è conveniente? Cioè io mi immagino la digitalizzazione come uno strumento che consenta di prevenire, in un certo senso, dei viaggi. Mhm. Cioè immagino un ricercatore che so, a Sydney che è interessato a una collezione di Padova, ha tutto digitalizzato e quindi riesce a condurre uno studio a questa distanza. Ma il costo, quindi diciamo l'energia di attivazione, il costo della digitalizzazione è tale da controbilanciare quello che sarebbe stato il costo della trasferta di questo o dell'altro ricercatore? Penso in un contesto geopolitico in cui anche cose come lunghi viaggi in aerei non sono più una cosa tanto scontata. Sì, grazie. Come dicevo, appunto, la digitalizzazione è un affare complesso, cioè si vedono le luci e le ombre di queste grandi attività e quindi il costo è elevato. Voglio anche accennare una cosa che non ho detto, sono usciti recentemente anche vari articoli sul riconoscere, per esempio, chi esegue la digitalizzazione, come lei che l'ha fatto al Muse, come una nuova professione museale riconosciuta, diciamo, come parte di un processo tra il museale e lo scientifico, perché per digitalizzare in realtà tu devi avere delle
competenze che sono sia, diciamo così, museologiche nel senso di trattamento di un bene, cioè non è che stai digitalizzando, non so, questa cosa qua, no? Quindi devi avere un'attenzione all'oggetto come bene culturale, ma anche scientifica, per capire, ricomporre, vedere, no? E per non parlare poi nella metadatazione, ovviamente, la trascrizione, che però va insieme, no? Quindi c'è un dibattito nella comunità internazionale nell'inserire chi fa queste cose non come un semplice esecutore, non so, il tirocinante arriva e va così, ma come parte di un vero e proprio processo di conoscenza tra scienza e bene culturale nuovo, quindi questo come dibattito che sta avvenendo. E è difficile, sì, in 3D abbiamo avuto in NBFC anche a Roma, dal Museo Civico di Zoologia, con l'ornitologia o anche con l'anatomia comparata, parliamo di insetti poi, insomma, sono complessi, è molto lungo e molto difficile, motivo per cui ci siamo buttati sugli erbari, che invece, diciamo, insomma, l'incoraggiamento di Linneo a mettere tutto su un foglio così diciamo è servito, è più pratico. E i prossimi grandi progetti adesso per quello che riguarda l'Italia è sicuramente la pulizia di questi dati, di questi metadati, quindi tutta la pulizia del metadato, il lavoro sul metadato e la costruzione che è in corso del nodo di GBIF Italia, che dovrebbe essere questo motore in grado di aggregare, stimolare, formare quello che è sempre mancato, diciamo, all'Italia, arrivando capillarmente a livello italiano, anche nel museo che magari è rimasto fuori e vuole digitalizzare solo una parte e immettere nei metadati. Quindi questo, dal mio punto di vista, è il più grande progetto per quello che riguarda l'Italia, quindi sistemare quello che è stato fatto con Itineris NBFC in questa chiave, entrare, creare questo coordinamento funzionante e iniziare ad aggregare dati che già esistevano per cercare di aggregare quello che già c'è e stimolare nuove azioni. Questa è la sfida che ci attende, quindi non tanto rifare 4 milioni così, adesso siamo entrati a mio modo di vedere in questa fase. I costi sì, è complesso definire, adesso come dicevo non solo sull'open si sta ragionando, ma anche appunto quanto per esempio mettere tutto online delle immagini per avere dei server. Faccio un esempio, la Linnean Society a Londra, che ha l'erbario di Linneo, comunque sta decidendo di togliere magari l'immagine e lasciare i metadati, e su richiesta, quindi per questo dico il metadato di collezione è così importante, perché una volta che tu sai che c'è, e questo è l'importante, se anche non è tutto online, magari l'immagine ha il metadato, contatti e tu lo sai, cioè, capito, è open, l'informazione è raggiungibile, è findable in qualche modo, no? Quindi si sta discutendo di fare cose più mirate, per esempio, non massive, più mirate, di insistere di più sulle trascrizioni e metadati più che sulle immagini, perché ha un costo grande, non tanto magari farlo quando fai la piccola massiva ha un costo grande, quella piccola è gestibile, ma è un costo poi dopo il mantenimento, tenere aggiornato, il server. Quindi non ho una risposta univoca per lei, però sicuramente ci si sta muovendo più su cose mirate. Quando c'è appunto, come stiamo facendo col Forti a Padova, c'è un gruppo, no? E allora che tu riesci in qualche modo è mirato, però fino a quando non si sapeva nemmeno che collezione c'era in quel posto, devi andare un po' massivo, ecco. Se posso aggiungere poi anche comunque secondo me ti dà la possibilità di scoprire delle cose che non sapevi prima, e quindi quell'informazione, cioè stabilire il valore di quel tipo di conoscenza lì è un po' difficile. Anche perché Elena prima diceva che ha tirato anche in ballo la possibilità che alcune aziende possano usare quei dati per scoprire sì. delle nuove, per studiare delle specie di piante che magari hanno dentro delle molecole che loro sono interessate, cioè riuscire a capitalizzare su quel tipo di sfruttamento lì, perché alla fine il FAIR è open finché non c'è uno sfruttamento economico, però se dopo c'è uno sfruttamento economico
Sì, sì, sono d'accordo anch'io, anche riprendendo l'ultima domanda che aveva fatto. Credo che sia difficile in questo momento, anzi in questo momento è impossibile fare una stima ragionevole di costi e benefici, nel senso che sappiamo qual è il costo, cioè sappiamo per esempio quanto è costato questa digitalizzazione, ma interpretarlo solo rispetto a quello che può essere il risparmio di un viaggio, di uno studioso straniero che viene, è solo una parte della storia. Perché? Perché come dice Fabio, per esempio, molecole biologicamente attive, ma io avevo un'altra domanda invece su questa linea, che non era tanto sull'immagine, ma era su quei metadati e sull'interrogazione di quei metadati, che per me non è battere il nome di una specie e vedere dove c'è in Italia, ma io penso che un patrimonio di questo genere potrebbe venire sfruttato, sapete, anche dalle amministrazioni pubbliche, dai cittadini. Voglio dire, si sta parlando molto di recupero del verde urbano, eccetera. Le scuole hanno il loro giardinetto, davanti al municipio c'è il giardinetto e ci mettiamo l'arbusto giapponese, per esempio. No, gli architetti del paesaggio magari finiscono. Allora è vero che abbiamo importato le bougainville, che abbiamo palme da datteri ovunque, però forse i metadati interrogati in un certo modo potrebbero anche servire a dire nel comune di Schio che piante c'erano all'inizio del Novecento. Ok, allora devo rifare il giardino davanti al municipio? Mi interrogo su che piante ci sono, c'erano, mi chiedo se con il riscaldamento globale oggi starebbero ancora bene e di quelle 10 ne scelgo 3. Cioè questo tipo di informazione davvero può essere, chiedo a Elena se c'è la possibilità di un'interrogazione di questo genere, potrebbero essere uno strumento che volendo uno si usa anche per il giardino di casa, basta con le Ma palme e i discoboli, sono due cose è per questo o mi che sbaglio, è no, 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 possibile è per Elena? questo che insistevo anche sul concetto di specimen digitale, perché tu puoi anche collegare, per esempio, con le pubblicazioni. Non so, c'è un articolo, per esempio, c'è uno studente che aveva fatto una tesi di laurea sulle piante acquatiche delle mura di Padova e negli anni 20 un botanico, Beguinot, aveva fatto già lui una survey, diciamo così, no? Su questo tema con una descrizione, una lista di esemplari che se tu hai anche quello poi, no? L'erbario e quindi hai non solo quel dato lì e qui interrogabile su GBIF come dato di biodiversità, perché se tu metti Schio, capito, ti viene fuori, se tu vai sul catalogo dei beni culturali e metti Schio, ti viene l'ente di conservazione di Schio, capito? O se no devi cercare la specie, la devi già sapere nel modo di interrogazione. Ma se tu superi anche questo e insieme leghi all'oggetto naturalistico anche le pubblicazioni che tu sai in passato sono state fatte su questo, ecco che tu che stai cercando per mettere quella cosa non solo trovi quell'informazione ma trovi l'articolo di uno che negli anni 10 ti dice le piante da giardino a Padova sono queste e tu lo sai. Altrimenti devi andare al sistema bibliotecario, che è un'altra cosa, cioè, capito? Quindi queste Sì, sono le potenzialità lo che ci trovo, troviamo. questa è una cosa che trovo veramente interessante perché al di là del grande valore di indicatore, se vuoi, no? Della biodiversità, di grande valore dal punto di vista anche della storia culturale, ok?
può avere anche una serie di ricadute pratiche effettive Sì. nel momento in cui gestiamo la biodiversità e la gestiamo nei parchi, la gestiamo nei giardini di casa, la gestiamo nelle piante, ed è per questo che è difficile quantificare il bilanciamento costi e benefici, perché se quella metadatazione viene fatta come si deve, come ci sta indicando Elena, beh, probabilmente tra 10 e la comunicazione rispetto a questo patrimonio che abbiamo, probabilmente tra 10 anni, quei 7 milioni di euro spesi, ce li siamo riguadagnati tutti perché rientrano da un'altra parte. Sì, poi in questo caso anche il traino nella formazione, in tutto, diciamo, riattirare l'attenzione riattivare determinati settori legati alla sistematica della tassonomia. Il caso di NBFC è stata un'azione sinergica su tanti fronti che appunto difficilmente si può, diciamo così, ripresentare in questa maniera, però ha indicato, secondo me, delle buone pratiche, il lavoro insieme, il coordinamento, investire appunto la formazione a queste nuove questioni del personale anche che opera nei musei, che è un continuo aggiornamento, perché tu capisci che oramai si può dire che ogni 2 anni c'è un aggiornamento, una volta magari non succedeva niente, adesso se non stai al passo non sei aggiornato proprio dal punto di vista non solo scientifico dei contenuti, ma museologicamente parlando. Quindi è un momento molto vivace e in qualche modo che richiede, ecco, riesci a portare insieme alla digitalizzazione anche qualcosa su quel versante lì. Che un altro degli aspetti di questo coordinamento che dici tu del Centro Nazionale per la Biodiversità, si è fatto anche un grande lavoro per cercare di toccare le più diverse componenti, no, della società, e anche il mondo produttivo, il mondo industriale è molto interessato a questi famosi crediti per la biodiversità, ma ritornando all'erbario digitale, in un incontro proprio con Confindustria Veneta, mi aveva molto colpito perché c'era un industriale vicentino che dichiarava una grandissima sensibilità verso la conservazione della biodiversità, al punto tale che da oltre 30 anni aveva acquisito attorno alla fabbrica un territorio esteso e per il bene della biodiversità, per il bene delle persone che lavoravano con lui, ne aveva fatto un enorme parco. Ed era un'attività lodevole, indubbiamente. In questo parco ovviamente almeno un terzo delle piante erano belle ed esotiche, e in questo parco c'erano sì segnali di passaggio di qualche volpe, ma c'era anche una voliera di tucani. Ecco, io credo che questa digitalizzazione, per questo insisto molto nell'uso di questo patrimonio, no? Che è un patrimonio immenso, ma è anche uno strumento civile di miglioramento del nostro approccio. Voglio dire, io ho il massimo rispetto di questa persona di cui vi parlavo, non gliel'aveva detto nessuno, era partito 30 anni fa, indipendentemente, no? Non è tenuto a leggere Wilson o questo o quest'altro. Allora, nel momento in cui si comunica che c'è questo patrimonio, sicuramente una persona come questo, l'arbusto giapponese o il banano, non l'avrebbe messo. No, certo, c'è da dire che appunto i privati, nel senso proprio le grandi aziende, sono più avanti rispetto alle amministrazioni pubbliche in questo senso.
Non è una domanda, mi scuso, ma No, volevo no. solo fare un'aggiunta, perché da curatore di collezioni non posso non sottolineare che è una ricaduta importantissima della digitalizzazione anche dal punto di vista conservativo. Certo. Perché una collezione digitalizzata, particolarmente le collezioni storiche, non vengono possibilmente più consultate fisicamente, e questo le preserva da potenziale Certo, danno infatti è proprio molto questo importante. anche il dibattito. Allora dice magari non le metti sul server, ce l'hai sulla disk così, però non le devi andare a prendere tutte le volte, o magari se ti contattano non apri, perché insomma, l'erbario è molto delicato, ma anche altre collezioni, quindi senza dubbio c'è anche questa parte di conservazione. In qualche modo giustamente la digitalizzazione prende tutti questi tre aspetti dei musei, cioè gli obiettivi, no, che un museo ha, cioè la conservazione, la ricerca e la valorizzazione, quindi le missioni dei musei classiche. Esatto. Quindi la parte della conservazione ovviamente è molto importante, una volta che tu hai fatto questa azione ce l'hai e manipoli meno. Sì, Certo. poi se vogliamo trovarci l'aspetto economico, magari c'è un risparmio anche dal punto di vista degli interventi di restauro, di Certo. E poi le hai manutenzione. anche disinfettate mettendole in freezer per 2 settimane. Sì. Elena non ha detto, ma immaginatevi, voglio dire, questi erbari, allora le macchine erano a Firenze e gli erbari poi venivano da diverse parti d'Italia, però sono patrimonio delle belle arti, quindi bisogna avere i permessi delle sovrintendenze, bisogna che ci sia un certo tipo di trasporto, e questo trasporto deve passare anche per i vicoli di Firenze Antica, cioè non può essere. Quindi Sì, è al di stata... là, al di là è stata veramente un'impresa colossale, Sì. anche perché quando ci si mette in queste imprese si hanno competenze scientifiche, si ha visione, perché questo è il suo lavoro, ma magari non si è preparati a decidere se questo furgone refrigerato è meglio di questo o è peggio di quest'altro, quindi soprassiedo anche sul convincere i vari curatori, eccetera. È È stata stata un'esperienza di un'impresa. vita. Ah sì, sì. Di vita, poi no, anche poi dove mettere il freezer, cioè Dove questo è mettere i stato freezer, sì. a Firenze, perché ovviamente eravamo, non so se voi conoscete, ma la parte di Museo Botanico è zona San Marco, che affaccia sull'Orto Botanico, quindi insomma sei in pieno centro, appunto, piccole vie, e poi è l'Orto Botanico che comunque insomma non è che sei in un magazzino industriale nella periferia di Milano, no? E quindi non si poteva mettere lì il freezer, che sarebbe stato comodo perché così al piano di Certo. sopra, no? Quindi siamo andati a Sesto Fiorentino, dove c'erano gli edifici dell'università, pensate due università, quindi con due specialisti ma anche amministrativi che si parlano per coordinarsi, Padova e Firenze, e alla fine si è deciso a Sesto Fiorentino, tra l'altro per fortuna dove ci sono gli edifici dell'Università di Firenze a Sesto Fiorentino è lontano da tutti i fiumi dove ci sono state le alluvioni, ci sono state almeno 2 alluvioni. Io avevo gli amministrativi di Padova, mi mandavano le foto, guarda, dicevo no, voglio morire. E per fortuna però era una zona diciamo protetta lì, però abbiamo perso tutti tanti anni di vita perché era un lavoro di project management, insomma io in fondo Sì. sono solo un professore universitario. Certo. Infatti se devo dire, devo fare una nota conclusiva, per questo tipo di progetti serve ovviamente un budget economico importante, serve trovare le competenze, ma queste competenze devono anche avere una grande ironia, perché quello che stanno per affrontare viene superato in certi momenti solo con l'ironia, talento che sicuramente Elena Canadelli ha. Sì, Quindi questo non mi la manca. ringrazio per oggi e anche per questa passeggiata di 3 anni in cui ci siamo
la seguivamo anche nei suoi racconti che quando ci riversava addosso erano sempre carichi di ironia del suo sorriso. Se non ci sono altre domande? Ah, No, allora avevo solo una curiosità, se potenzialmente da appunto questo lavoro deriveranno anche informazioni legate agli utilizzi e alle proprietà curative, medicinali di queste piante. Questo Anche dipende. utilizzi nel passato che magari sono stati persi e vengono magari, che ne so. Questo dipenderà da più progetti che potrebbero essere avviati, senza dubbio tante collezioni che vengono soprattutto da musei botanici appoggiati ad orti botanici hanno sicuramente, per quanto riguarda soprattutto le collezioni ottocentesche, ancora un legame forte con la farmacopea, no? Con questo sarebbe auspicabile, sarebbe un filone e questi saranno i progetti di ricerca che si potranno sviluppare a partire da, perché una delle conseguenze sarà poi iniziare a ragionare su oggetti di ricerca a partire da questo. Questo è per esempio un caso, ma ce ne possono essere anche diversi, quindi proprio iniziare a lavorare su questi materiali con delle lenti, no, di interesse, quindi al momento che io sappia no, ma potrebbe essere questo proprio, ci vorrà ancora qualche mese perché questi dati siano, diciamo così, anche liberi e così, però potrebbe essere un progetto. Una cosa che voglio sottolineare in chiusura è che queste cose appunto si fanno in team, è stato un progetto che ha coinvolto tantissime persone dentro e fuori NVFC, anche persone che adesso stanno seguendo proprio la creazione di GBF Italia come Stefano Martello, ma tutti i curatori, conservatori sparsi per l'Italia, in primo luogo a Firenze, persone come Lorenzo Cecchi, quindi anche adesso secondo me nella parte di studio e valorizzazione quello che farà la forza è proprio i diversi progetti, le diverse prospettive che si possono sviluppare, perché sono imprese corali ma anche di lavoro di ricerca insieme. Quindi. se posso aggiungere, sempre all'interno del Centro Nazionale per la Biodiversità c'è un sottoprogetto che è guidato da un gruppo di medici e biotecnologi dell'Università di Verona che era proprio dedicato alla ricerca di molecole bioattive di origine vegetale e hanno testato circa 600 piante italiane, quindi partendo, se vogliamo, da quello che era una frazione del patrimonio conosciuto. E magari un'altra volta chiamiamo qualcuno che vi racconta questa parte. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.